7 giorni di appuntamenti contro le discriminazioni razziali, inaugurata ieri sera a Pirri al centro Exme, l'11ª settimana contro il razzismo organizzata dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vediamo il servizio di Giorgio Iacoboni. Lo slogan della settimana è "Accendi la mente, spegni i pregiudizi", per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della diversità e promuovere la ricchezza derivante da una società multietnica e multiculturale. In Sardegna hanno aderito 4 comuni. L'amministrazione di Cagliari vuole continuare il suo percorso volto al cambiamento culturale, ritenuto indispensabile per il benessere collettivo, perché si costruisca una società più giusta e aperta, in cui le differenze siano vissute come delle risorse per cittadini consapevoli e rispettosi delle diversità e dei diritti propri e degli altri. Ieri sera lo spettacolo all'Exme di Pirri, di cui stiamo vedendo le immagini. A Carbonia, per tutti gli studenti delle scuole medie, viene proiettato al Centro Italiano Cultura del Carbone il film Va Pensiero, storie ambulanti. Il comune di Norbello ha organizzato per sabato 21 marzo dalle 10 alle 15 Cultura e Integrazione in Terra Sarda, una serie di iniziative utili a consentire l'integrazione e la sensibilizzazione dei rifugiati politici presenti sul territorio, coinvolgendo tutta la cittadinanza. Infine a Sassari, dove su 128.000 abitanti vivono poco più di 3.000 stranieri extracomunitari, domani dalle 12.30 alle 14 nelle 46 mense scolastiche della scuola primaria e dell'infanzia verrà servito un menù straordinario denominato Dal piatto al cuore, un menù arancione.